Sono un ex segretario provinciale di Caltanissetta e la domanda è questa. Pesa di più la trasmissione Report o la mancanza di organizzazione nel territorio per la debacle elettorale? È Gero Arena che firma... Sì, che conosco bene e che saluto a questo punto. No? Questo, tra l'altro è un giovane molto valido, un giovane avvocato peraltro molto, molto bravo, siciliano come me tra l'altro, quindi conosco anche bene. Quindi la trasmissione di Report, ricordiamolo perché chi segue, fu una trasmissione che vi ha parecchio... Io credo che l'Italia dei Valori... come immagine danneggiato, certo, sicuramente. Non so quanto fosse fondata... Esattamente, per me è questo, si è difeso a sufficienza, perché il tema vero è che quella trasmissione ha riferito in maniera distorta non delle verità ma delle falsità. Riferire che delle particelle sono degli immobili è una cosa ben diversa, se qualcuno ce li ha. Ma poi aggiungo, ecco perché vorrei spiegarlo anche, se qualcuno avesse commesso un reato e si fosse comprato coi soldi che non erano suoi degli immobili, ci sarebbe un procedimento penale aperto, non c'è nessun procedimento penale, anzi, quelle persone che hanno parlato a Report sono state utilizzate per denigrare quella che è stata anche la nostra storia, la storia del nostro partito, sono state condannate con sentenza passata in giudicato a risarcire proprio Di Pietro rispetto a delle cose che erano state fatte. Allora, ecco, il tema vero è che a quella trasmissione bisognava rispondere con molta forza, l'unica cosa vera è che non si è risposta con la forza sufficiente. Sull'organizzazione territoriale ci stiamo strutturando, continuiamo a farlo, dipende molto da chi c'hai sul territorio. La logica diversa della nuova Italia dei Valori è quella di non imporre dall'alto. Noi abbiamo sbagliato anche rispetto alla scelta di certi uomini perché li abbiamo imposti dall'alto, mentre il modo migliore per costruire un nuovo soggetto politico è quello di partire dal territorio, dal basso, perché sai, il certificato penale te lo danno, ma il certificato morale te lo dà il tuo vicino di casa e quindi da questo punto di vista devi ripartire e valorizzare il territorio in una logica di squadra. Ecco, oggi nella nuova Italia dei Valori non c'è chi vince e chi perde, ma insieme vinciamo.